Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. Palermo, le mani della mafia sullo spaccio di crack e cocaina alla Vucciria, cuore della movida, 9 arresti. Sempre a Palermo, finalmente il Consiglio Comunale varerà il nuovo regolamento per prevenire la movida violenta. Entro 15 giorni, dice il sindaco Lagalla. Le vittime dell'aggressione omofoba denunciano, nessuno ha prestato soccorso. A Licata ancora allarme inquinamento per la nube nera provocata dall'incendio nel centro di stoccaggio di rifiuti posto sotto sequestro. Cimiteri, scuole e ville comunali chiuse fino a domani. Catania, una chiesa sconsacrata nel centro storico in via della Rotonda è diventata rifugio per i senza tetto. I residenti esasperati chiedono l'intervento delle istituzioni. Rifiuti, Messina, la città metropolitana più virtuosa della Sicilia e del sud Italia. Adesso punta a superare il 65% della differenziata. Cassa integrazione è mancata reindustrializzazione, futuro incerto per gli operai ex Fiat di Termini Imerese, i loro timori al nostro microfono. La festa per la patrona di Catania, tutto pronto per la Coppa Sant'Agata, una mini Olimpiade con oltre 1000 atleti in gara. Tra poco, al TG Sicilia, le immagini della più antica cattedrale della città, Sant'Agata la Vetere, tappa significativa della processione del 4 febbraio. Calcio, la Coppa Italia mette in stand-by il mercato del Catania. Domani la semifinale di andata contro i Rimini. Lucarelli tentato da un attacco a 2 punte. Bentrovati, le mani di Cosa Nostra sullo spaccio di crack e cocaina alla Vucciria di Palermo, cuore della movida. 9 arresti. A gestire i contatti tra Lanciano e la Sicilia, mafiosi vicini al mandamento di Portanuova. Adelaide Barbagallo. Nel cuore della notte, a sirene spiegate, il lungo serpentone di auto dei carabinieri diretti in una delle più fiorenti piazze di spaccio della droga di Palermo. Il mercato storico della Vucciria, territorio indiscusso del mandamento mafioso di Portanuova. Partite di crack e cocaina importate dai vertici dei mafiosi e date agli spacciatori che le vendevano in strada, nelle viuzze, ad ogni ora. La vendita era organizzata con turni di lavoro e i pusher a fine turno si scambiavano anche il cellulare utilizzato per le prenotazioni della droga, chiamata in gergo macchina o birra. Tantissime le cessioni rilevate e documentate dagli inquirenti, 10 le misure cautelari eseguite, 8 in carcere, una agli arresti domiciliari e una con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di droga e spaccio. 3 arresti sono avvenuti in flagranza, in quel cuore della mala movida che tra droga e risse sta falcidiando tanti giovani e dove si sono sollevate tante proteste per chiedere un impegno serio della politica nella lotta alle dipendenze. Sono state anche smantellate diverse basi logistiche destinate all'occultamento e alla suddivisione in dosi delle sostanze stupefacenti. Intanto il Comune di Palermo si prepara finalmente a varare il regolamento contro la mala movida. Per il sindaco Lagalla sarà in vigore entro 15 giorni. Intanto c'è preoccupazione continua per l'escalation della violenza. I giovani vittime dell'aggressione omofoba denunciano, nessuno ci ha aiutati. Manlio Viola. In tanti hanno visto, ma nessuno è intervenuto. È la denuncia dei giovani aggrediti 2 sere fa in pieno centro, nei pressi del Teatro Massimo a Palermo, da un branco di bulli, 12 in tutto, che prima li ha inseguiti e offesi con frasi omofobe, poi accerchiati e picchiati. Una scena alla quale avrebbero assistiti parecchio passanti, ma nessuno è intervenuto in difesa degli aggrediti, neanche dopo che 2 di loro si sono separati dal gruppo per chiedere aiuto. A mettere in fuga gli aggressori l'arrivo della polizia, avvertita proprio dai 2 sfuggiti al pestaggio. Un segnale preoccupante in una città che vive un momento difficile. A giorni dovrebbe essere finalmente approvato il regolamento comunale per la movida. 15 giorni serviranno, secondo il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Un passaggio essenziale soprattutto per dare un segnale alla città. Le proposte del comune hanno avuto il sostanziale via libera della prefettura e proprio il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sarà il luogo dove si coordineranno gli interventi delle forze dell'ordine. Qualche piccola modifica è necessaria secondo il prefetto, ma sostanzialmente va bene così. Ma da solo il regolamento della movida
movida non basta. Servono interventi straordinari, dice il presidente di Confimprese Sicilia Giovanni Felice, per dare un segnale chiaro senza il quale non si esce da questa spirale. E mentre si cerca di arginare la violenza e l'odio che sembrano dilagare, torna anche un altro problema degli ultimi anni a Palermo, quello della droga sintetica e in particolare del crack, un allarme al quale si lavora da tempo ma che nelle ultime settimane, a causa forse anche della violenza della movida, sembra essere stato dimenticato. Maxi sequestro da 23 milioni di euro nel Trapanese, lo ha deciso il GIP di Marsala nei confronti di 9 persone accusate di appartenere a 2 associazioni dedite alla raccolta illegale di scommesse sportive con denaro proveniente anche dall'estero. Il giudice ha accertato che a partecipare alle giocate c'erano fino a 1000 scommettitori, alcuni dei quali in Tunisia. A far scoprire l'illecito la segnalazione di un cittadino. E ancora allarme e inquinamento per la nube nera provocata dall'incendio nel centro di stoccaggio di rifiuti di Contrada Bugiades a Licata sotto sequestro. All'interno dell'area stoccate centinaia di tonnellate di ingombranti di ogni tipo. Scuole chiuse a Licata fino a domani. Davide Sardo. Il rischio di inquinamento provocato dalla nube nera alimentata e sollevata dal violento incendio divampato a Licata e che ancora staziona sulla città è elevato. Ecco perché il sindaco della città, Angelo Balsamo, ha firmato una nuova ordinanza che impone la chiusura delle scuole fino a domani compreso. Si tratta peraltro della stessa decisione appena assunta in prefettura da Agrigento nel corso di un vertice tecnico e operativo convocato dal prefetto Filippo Romano. La notte tra sabato e domenica a Licata, in Contrada Bugiades, è divampato un violento e vasto incendio a danno del deposito di stoccaggio rifiuti dell'impresa Omnia, sotto sequestro dal marzo del 2022 per presunte violazioni ambientali nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti speciali. I vigili del fuoco hanno lavorato parecchie ore per domare le fiamme, incoraggiate dai rifiuti molto combustibili e dannosi per l'uomo a causa dei fumi sprigionati. Indagini sono in corso sulle cause che hanno provocato il rogo, non è esclusa la pista dolosa. Un 39enne è stato arrestato a Vittoria per un omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza. Ora l'uomo dovrà scontare 4 anni di reclusione per una sentenza divenuta definitiva per la morte di un'intera famiglia, avvenuta nel novembre del 2012. A Serra di Falco, nel Nisseno, è crollato un balcone sul quale stavano lavorando 2 operai. Uno è rimasto ferito. I carpentieri erano impegnati in lavori di ristrutturazione non autorizzati e, come accertato dai carabinieri, fuori norma. Il centro storico, fiore all'occhiello di Catania, cade a pezzi. Una chiesa sconsacrata diventa rifugio per i senza tetto. I residenti esasperati chiedono interventi. Intanto le guide turistiche evitano via della Rotonda per non mostrare l'indecoroso scenario. Tonino De Mana. Scappano i turisti, imprecano i residenti, bivaccano i senza tetto e scorrazzano i topi. Scenario desolante in via della Rotonda, dove a fare notizia non sono le bellezze storiche ed archeologiche di Catania, ma il degrado e l'approssimazione che avvolge e coinvolge il centro storico. Così un'antica chiesa, oggi sconsacrata ed acquistata da un privato, si trova in totale stato di abbandono dopo essere stata depredata e incendiata. Rischia persino di crollare lo storico campanile, tanto che per sicurezza è stato delimitato un tratto di marciapiede all'incrocio tra le vie della Rotonda e della Nutrizione, ma quel recinto si è subito trasformato in discarica. All'interno tanta spazzatura e vecchie luminarie che un tempo forse ci ricordavano che anche da queste parti esistevano giorni di festa. Solo ricordi per i residenti che oggi fanno i conti con una triste realtà. Questo è il primo campanile di Catania. Siamo andati a cercare nella storia il primo campanile di Catania. Guardate che fine ha fatto. Guardate cosa c'è qui, nessuno si interessa, nessuno viene. Qua dentro c'è sporcizia, ci sono topi, ci sono materassi, ci sono legname. Non c'è cultura, non c'è controllo neppure da parte delle istituzioni, vedi polizia municipale, etc. Quindi purtroppo ho lasciato questo quartiere a malincuore e me ne sono andato. Passano e guardano i turisti, pochi in verità, visto che spesso le guide evitano questo percorso. Muore il turismo e le cause sono molteplici, come sottolinea il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Non possiamo
intervenire occasionalmente o perché c'è il finanziamento X o Y, ma cercare di avere una regia vera e propria, una cabina di regia che dal punto di vista turistico decida finalmente che Catania deve anche sviluppare bene il turismo. E domenica 28, proprio alle Terme, è previsto un incontro culturale con letture tra mito e favola. Accanto una vecchia chiesa tra ruderi e rifiuti. Spedire il rifiuto secco a Rotterdam costa a Messina quasi 400 euro a tonnellata ed è la città metropolitana più virtuosa dell'isola e del sud Italia. Adesso l'obiettivo è superare il 65% della differenziata. Francesco Triolo. L'occasione è la presentazione del convegno che il 1 febbraio racconterà come Messina stia lavorando da anni per arrivare al 65% di differenziata, ma con una punta d'orgoglio il sindaco Federico Basile è andato oltre quella fatidica soglia, sottolineando come Messina, dopo aver eliminato l'ultimo cassonetto in città nel 2021, sia diventata un'eccellenza del sud Italia nel campo della raccolta dei rifiuti, tra le prime 10 città metropolitane, grazie al 57% raggiunto sino a quest'anno. Ma la nota dolente principale è quella degli impianti di trattamento. Messina sta lavorando all'impianto di Mili, che permetterà di risparmiare sullo smaltimento e dare ulteriori posti di lavoro. Il dato che salta all'occhio dalla mancanza di impianti è quello dei costi. C'è un problema legato alla carenza di impiantistica che chiude il ciclo dei rifiuti ed è quello dove il costo purtroppo è maggiore, perché purtroppo adesso, per esempio, noi smaltiamo la nostra frazione indifferenziata direttamente fuori Italia, passando dagli impianti siciliani, con una tariffa che è passata in pochi anni da 110 euro a tonnellata a circa 370 euro a tonnellata, addirittura 400 euro in qualche periodo storico. Questo non permette di abbassare la tariffa, questo non ci permette di premiare i cittadini per lo sforzo che stanno facendo. Messina spedisce il rifiuto secco a Rotterdam, un viaggio pagato dalle tasche dei messinesi per la mancata volontà politica della regione di dotarsi di impianti di smaltimento di ultima generazione che servirebbero all'intera isola. Cassa integrazione e mancata reindustrializzazione, futuro incerto per gli operai ex Fiat di Termini Imerese. Eccoli al microfono di Marco Gullà. Guardando quest'area così dismessa, cosa pensi? Termini Imerese, ex stabilimento Fiat e Blutec, cancelli chiusi da anni, nessuna prospettiva di riapertura, solo promesse, zero fatti. Lo stabilimento, ex Fiat, poi Blutec e i suoi lavoratori sono passati dai primi anni 2000 dall'essere un fiore all'occhiello dell'economia siciliana e italiana a uno stabilimento chiuso da ormai 12 anni. 12 anni di cassa integrazione, quasi un record per gli operai ex Fiat di Termini Imerese, ex Blutec, che attendono risposte, attendono segnali dalle istituzioni, dalla politica. Li abbiamo ascoltati, abbiamo appunto registrato tutto il loro malessere in questi 12 anni. Si vive malissimo, oltre dal punto di vista economico anche dal punto di vista psicologico, perché non avere l'impegno mattutino di recarsi al lavoro e quindi non poter programmare o progettare il futuro, perché in cassa integrazione è impossibile programmarsi. Siamo andati via che avevo, almeno io personalmente avevo 37 anni, ora mi ritrovo alla soglia di 50 anni e aspettando sempre che il governo trova una soluzione affinché noi rientriamo di nuovo a lavorare. Ci troviamo totalmente chiusi in un limbo, abbiamo mani e piedi legati, effettivamente vivendo da monoreddito in cassa integrazione uno deve fare i conti ogni mese, la luce, il metano, il telefono. Termini Imerese rappresenta il flop dell'economia del Mezzogiorno. In questi 12 anni, come dire, non solo di sofferenza occupazionale ma anche di sofferenza economica, abbiamo soltanto assistito, come dire, a delle imprese che avevano soltanto interesse ai soldi pubblici e per questo noi chiediamo, come dire, che i governi regionale, nazionale e Invitalia garantiscono, come dire, le aziende che hanno interesse a reindustrializzare Termini Imerese. Intanto giovedì alle 10 negli uffici dell'assessorato in via degli Emiri a Palermo si terrà un incontro in merito alla riqualificazione del sito industriale di Termini Imerese. Tradizione e sport. A Catania ha presentata la Coppa Sant'Agata, una mini Olimpiade per onorare la patrona. Tante discipline e oltre 1000 partecipanti, in campo anche i magistrati. Tonino De Mana.
Una sorta di mini Olimpiade con tante discipline, oltre 1000 partecipanti ed un ambito trofeo in palio, la riproduzione del busto di Sant'Agata. Si avvicina a grandi passi la festa per la patrona di Catania e si entra nel vivo di un fitto calendario che include cultura, tradizione e sport. Tanti gli eventi collaterali alla festa, un vanto per il vicepresidente regionale vicario del CONI Enzo Falzone. Anche quest'anno abbiamo provato un buon cartellone come si dice normalmente, il cui clusa va la corsa podistica di Giorno 2, che gli organizzatori stanno provando una buona gara da un punto di vista qualitativo. Gli fa eco l'assessore comunale allo sport Sergio Parisi. Ancora una volta lo sport protagonista nel ricordare naturalmente questa meravigliosa festa che tutti ci invidiano e quindi presenteremo naturalmente questo ricco cartello. Parliamo di un coinvolgimento di più di 1000 atleti. Il Palazzo di Città naturalmente si apre a questa iniziativa e lo fa naturalmente in onore di Sant'Agata. Dal tennis tavolo al podismo, dal nuoto al calcio passando per l'equitazione, sono tanti gli appuntamenti in agenda per una settimana all'insegna del sano agonismo. Da non perdere il quadrangolare di calcio che vedrà affrontarsi il 3 febbraio alle 9:30 la Nazionale Diplomatici, la S di Sport in Vaticano, la rappresentativa Città di Catania e la S Magistrati di Catania. In panchina a guidare le toghe Ignazio Fonso. Qual è la punta di diamante della sua squadra? No, noi puntiamo sul collettivo, come ben sa chi si occupa di sport, quello che conta è il gruppo e mai il singolo. Magistrato, e sempre in vista della festa adesso vi portiamo a scoprire la più antica cattedrale di Catania, tappa significativa della processione di Sant'Agata del 4 febbraio. È una chiesa che custodisce antichi e rari reperti e che ha aperto le sue porte per noi. Adelaide Barbagallo. La chiesa di Sant'Agata alla Vetere sino al 1091 è stata la prima cattedrale di Catania. Qui il 4 febbraio la processione si ferma e il busto reliquiario viene portato all'interno. Oreste Lobasso, quali sono le cose più importanti che si devono ammirare e si possono raccontare all'interno di questa chiesa? Innanzitutto la cassa reliquiaria dove il corpo di Sant'Agata venne custodito per secoli subito dopo il ritorno da Costantinopoli nel 1126. Poi abbiamo il sarcofago di Sant'Agata dove le reliquie erano state custodite anche lì per secoli dalla deposizione fino alla traslazione, un sarcofago di epoca romana, poi riutilizzato appunto per fini cristiani. E questo monumentino ci ricorda il martirio di Sant'Agata. Vediamo qui i seni. Sì, questo è il momento clou della tradizione, quando a Sant'Agata vennero amputati i seni e qui appunto ci sono i simboli del martirio e una frase attribuita a Sant'Agata nella quale lei si rivolge a Quinziano. Cosa dice in questa frase? Dice: empio e crudele tiranno, praticamente non ti vergogni di amputarmi i seni, quegli stessi seni da cui tu traesti nutrimento quando eri bambino dalla tua madre. Dopo il simbolo del martirio dei seni c'è una scena che ci riporta nuovamente al carcere, al miracolo di San Pietro. Sì, San Pietro giunge al carcere e guarisce miracolosamente Sant'Agata. I due sono rappresentati all'interno di questo rilievo che si trova inserito in un altarino settecentesco. Il rilievo invece è molto più antico ed è medievale. Questo a Sant'Agata alla Vetere, a Catania, sarà assegnata al mecenate Antonio Presti la Candelora d'Oro durante la tradizionale cerimonia del 2 febbraio a Palazzo degli Elefanti a Catania. Naturalmente è un riconoscimento che, spiega il sindaco trentino, premia l'impegno di Presti per diffondere l'arte, la cultura e la legalità a Catania, soprattutto tra i più giovani del popoloso quartiere di Librino. Adesso facciamo una breve pausa, poi per il calcio, vigilia di Coppa Italia per il Catania, che domani sfiderà il Rimini nella semifinale di andata. State con noi. A dopo. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, mercato in stand-by per il Catania. Attenzione tutta rivolta a domani sera per la semifinale di Coppa Italia contro il Rimini. Lucarelli dovrebbe schierare la formazione migliore possibile. L'obiettivo è chiaramente di arrivare in fondo. Francesco Triolo.
Il mercato del Catania non è concluso, ma l'attenzione dopo la giornata di campionato in bianco, è proprio il caso di dirlo, adesso si sposta sulla Coppa Italia, che per stessa ammissione del tecnico Cristiano Lucarelli ha come priorità il massimo possibile in questo momento. La Coppa Italia rappresenta infatti la possibilità di cambiare il corso della stagione, considerato che vincere, ormai questo è diventato un obiettivo, può portare una posizione migliore nella griglia dei play-off, paragonabile al secondo posto in campionato. A Rimini, domani sera alle 20:45, il Catania ci arriverà senza i 90 minuti nelle gambe di Picerno, ma con la doppia trasferta tra Basilicata e Romagna che i rossazzurri stanno affrontando in pochi giorni. Lucarelli potrà contare su un Rapisarda che ha qualche allenamento in più, anche se non ci sarà Chirico squalificato. La speranza è quella di riavere qualcuno dall'infermeria. La sensazione è quella che Lucarelli dovrebbe riproporre la stessa formazione vista contro il Brindisi, con la difesa a 3 ed il trequartista dietro le due punte. In attacco certezze sono quelle di Peralta alle spalle di Di Carmine e Costantino, che sono i due giocatori che in questo momento stanno meglio. L'obiettivo è passare il turno, quindi in campo andrà la formazione migliore. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.